benvenuti alla 16ª edizione di Mille Voci, un'edizione sofferta, come tutti voi potete immaginare. Sofferta perché questo periodo che stiamo passando è un periodo difficile per tutti noi e noi proprio con questa edizione vogliamo lasciare e trasmettere un momento di leggerezza, di musica, un sorriso a tutte le persone che veramente stanno soffrendo e hanno sofferto tanto a causa di questa pandemia. Immaginate quanto è difficile fare spettacolo in questo momento, è stato veramente difficilissimo per gli artisti essere qui, quindi ci abbiamo messo e ci stiamo mettendo tutto l'impegno. Già è un miracolo essere arrivati a iniziare. Se riusciamo ad arrivare indegni alla 15ª puntata sarà veramente un successone. Oltretutto devo dire che una persona importantissima per questo programma ha avuto delle enormi difficoltà, quindi se noi siamo qui è grazie alla sua tenacia. Quindi io vorrei che tutti insieme facessimo un applauso al nostro produttore, a Gianni Turco, che è il produttore, il regista di questa trasmissione, che ha passato un momento difficilissimo proprio nel periodo di aprile, una brutta avventura di salute, quindi la forza e la voglia di fare Mille Voci lo ha fatto reagire e siamo arrivati qui. Quindi grazie a tutti, seguiteci e dateci la forza di andare avanti. Quest'anno ho un compagno di viaggio particolare, quindi io adesso ve lo presento, lui mi accompagnerà per tutte le puntate di questa edizione ed è lui, il maestro Alessandro Alessandro! Grazie, che bella presentazione, grazie! È come se ci conoscessimo da una vita. Allora, perché ci conosciamo da una vita? Perché qualcuno di voi che ha la mia età, perché insomma sì. Il maestro Alessandro se lo ricorda, io spero anche voi vi ricordiate del maestro Alessandro, perché faceva questa trasmissione spettacolare all'epoca. Aspetta, me la ricordo. Fammi la musica. Me la ricordo, aspetta. Ti prego, fammi la musichetta. Questa era la colonna sonora di questa trasmissione che era l'agenzia matrimoniale. Una cosa all'epoca, in quegli anni, veramente all'avanguardia, perché era una trasmissione nuova che metteva insieme queste persone anche con difficoltà, perché all'epoca non c'erano i cellulari, i social, tutti questi non modi. c'era neanche WhatsApp, quindi immagina, non c'era assolutamente, esisteva solamente la lettera col francobollo, capito? E il telefono, quello fisso da casa. E le persone scrivevano a questa trasmissione per partecipare e tutti i giorni noi eravamo in compagnia del maestro Alessandro e di Marta Flavi. Preso in giro perché si chiamava Alessandro, ovviamente. Carine, tutte, tu e tua madre. Io e mia madre, carinissime. Famiglia fantastica. Noi staremo insieme per queste 15 puntate. E sarà per me un onore e un piacere. Assolutamente, certo. Per me è veramente un piacere, tanto. Se me l'avessero detto non ci avrei creduto che sarei riuscita a fare Mille Voci col maestro Alessandro. Dai, fantastico. Mi metti in imbarazzo, non quindi è questo, poi ce la cantiamo, ce la suoniamo, ci sì. facciamo insomma i nostri vorrei teatri. salutare non solo il pubblico che mi ha seguito per agenzia matrimoniale, ma anche quelli che mi hanno seguito nelle parentesi che ho fatto col Maurizio Costanzo Show. Maurizio Costanzo. Che ho seguito per qualche centinaio di puntate. Musichetta? Vabbè, dai, su, musichetta ci sta. Questa è bella, Questa non la sentivi perché andavi a letto presto. Bravissimo, però no, cercavamo di resistere perché ci piaceva tanto pure questa cosa del Maurizio Costanzo. Sono state 2 trasmissioni nell'ordine, prima il Maurizio Costanzo Show e poi anche l'agenzia matrimoniale, veramente di grande successo. Sì. Quando poi in realtà le televisioni che si vedevano nell'elettrodomestico erano poche. I canali erano pochissimi, adesso la scelta è tanta. Abbiamo fatto degli ascolti che anche adesso, che quando li fa Sanremo dicono che è un successo, non li facevamo. E voi li facevate all'epoca, quindi tutti voi sapete che
siamo in compagnia di un personaggio Il famoso. personaggio, vabbè. Ma Un amico. di personaggi famosi noi qui ne abbiamo tanti, maestro. Ho Quindi visto, questo un è bel- un un bel bel giardino parterre, di bei hai fiori, visto? Un ecco. bel giardino. No, ti prego, servita su un piatto d'argento. E questa non l'avevamo neanche preparata, ve lo dico No, subito. ma noi non prepariamo niente, No, diciamo. infatti è tutta improvvisata, per cui questa cosa del giardino io adesso mi aggancio perché il pubblico di Mille Voci sa che noi abbiamo il piacere e l'onore di ospitare il Giardino dei Semplici. Allora, voi siete ospiti di questa trasmissione ormai da anni, avete tantissime visualizzazioni delle vostre canzoni su YouTube, dei vostri video, perché siete veramente conosciutissimi. Non te lo chiedo più perché vi chiamate il Giardino dei Semplici, che l'ultima volta mi ha imbruttito l'anno scorso, sì, perché io ero curiosa, loro erano Io non lo nell'edizione del 2019, ti prego non lo so. Alessandro, no? Me lo dice dopo in privato. Ok, vabbè. quindi abbiamo, anche perché ormai li conoscono tutti e li conoscete tutti quanti, quindi il Giardino dei Semplici è tornato a Mille Voci e l'apertura di questa edizione non poteva che essere proprio con un gruppo importante come il vostro. Sono stata carina? Va bene così? Non male. Non male. Oh, bene. Allora, il brano che ci fate ascoltare oggi, so che abbiamo una copertina da quella parte. Sì. Vado? Tommy, vai, Delucidaci, mi segui Turco? Sì? Allora, abbiamo, guarda questo bellissimo disco del Giardino dei Semplici, aria, acqua, terra e fuoco, concept, si apre, vedi, è un lavoro proprio, sembra Chi lo con le acquista lo può mettere anche nella stanza. Bello perché è Non veramente guarda. artistico, Certo. molto artistico, bello. Allora, c'è scritto, aspetta, fammi leggere. Questa È una... è la dedica che ha fatto questo grande artista napoletano, il quale ci ha fatto questa dedica. Leggi tu. Allora, Leggila. il vulcano esplode di gioia, colori di terra, fuoco, acqua di mare, aria, un sole abbagliante, l'aquilone maschera, viaggia trasportato dal vento e dalla musica. Vecchi ragazzi tendono il filo del tempo che vola. Il Giardino dei Semplici, dolce colonna sonora d'amore degli anni 70 di Lello Esposito. Bellissima! Complimenti a Lello Esposito e a questa vostra nuova È produzione. una nuova produzione, appunto sono 20 brani e ogni facciata ha un suo perché. Acqua, aria, acqua, terra, fuoco. L'aria è la nuova aria, quindi nei nuovi brani del Giardino dei Semplici, gli inediti. L'acqua che è in tutto il mondo, cioè abbiamo acqua dappertutto, è il mare che ci circonda e quindi su quest'acqua abbiamo messo i nostri brani internazionali, cioè abbiamo fatto delle cover con le nostre voci, quindi su brani internazionali. Poi c'è la terra, che è la terra che abbiamo da 45 anni, perché quest'anno festeggiamo i nostri 45 anni di carriera. Complimenti. E quindi sono i nostri brani di successo, ne abbiamo presi 5, i più di quelli più conosciuti. E poi fuoco è la parte napoletana, il fuoco che avete è dentro. dentro di noi proprio, e quindi abbiamo anche inserito dei brani napoletani a modo nostro, con i nostri arrangiamenti e le nostre voci. Quindi un album assolutamente ricco, completo, che un doppio album. Oh, guardate che meraviglia. Aria, acqua e poi così ci sono anche terra e fuoco. Bello, veramente bello, artistico e sicuramente di grande Dopo lo effetto. apriremo, facciamo una cosa ogni tanto, dai. Va Dopo bene, arriveremo va bene. all'altra Avremo parte. modo anche nelle Ne parliamo prossime anche- puntate di Mille Voci, perché loro ci accompagneranno in più puntate di questa edizione, per fortuna. Quindi io adesso vi lascio prendere il vostro posto qui al centro dello studio, lascio il microfono a Luciano e vi lascio in compagnia di questi musicisti straordinari, il Giardino dei Semplici con Portami Lontano. Portami con te se vorrai. Ho bisogno di me, bisogno di noi. Non ci crederai, ma semplice sarà
basterai, voglio vivere con te. Incosciente io, tu lo sai, tra le braccia mie io ti vorrei. Se mi stringerai d'amore tremerò, portami con te e sognerò. Portami lontano dove il cielo è una sottana di un deserto da vestire insieme a te. Angeli nel cuore, diavoli nell'ore, in un corpo da spogliare, dai, perché ci sarò per te, tu ci sarai. L'universo è dentro noi, io ci sarò, tu ci sarai. Se vuoi, se mi penserai, piangerai. Piccoli d'età di un tempo fa, le ciliegie tu con un uovo fresco in più che mangiavi e giridevi su. Portami lontano dove il cielo è la sottana di un deserto da vestire insieme a te. Angeli nel cuore, diavoli nell'ore, in un corpo da spogliare, dai, perché ci sarò per te, tu ci sarai. L'universo è dentro noi, io ci sarò, tu ci sarai. Portami lontano dove il cielo è la sottana, un deserto da vestire insieme a te. Angeli nel cuore, diavoli nell'ore, in un corpo da spogliare, dai, perché ci sarò per te, tu ci sarai. L'universo è dentro noi, io ci sarò, tu ci sarai. Se vuoi, io ci sarò, tu ci sarai. Se vuoi. E grazie, complimenti, bellissima, una bellissima sonorità. Quindi grazie, noi avremo modo di ascoltarvi anche un'altra volta nel corso di questa puntata, così sfruttiamo al meglio l'occasione di avervi qui a Mille Voci, perché sappiamo anche che per voi è un grande impegno essere qui, il viaggio, insomma la lontananza, per cui sfruttiamo al massimo questa possibilità. Quindi mentre io mi avvicino di nuovo al maestro Alessandro, vi lascio accomodarvi ai vostri posti. Turco, seguimi, vieni con me. Perché io torno qui dal maestro. Tu devi sapere, maestro Alessandro, che noi all'interno della trasmissione ospitiamo dei cantanti famosi, di successo degli anni 60, 70, 80, 90. Hai visto persone che sono diventate famose con certi brani, ma come hai visto, come nel caso del Giardino dei Semplici, riescono sempre anche a rinnovarsi e a fare cose nuove. Abbiamo però, Mille Voci è famosa anche perché è una trasmissione che dà popolarità a quei cantanti, quegli autori, a tutti coloro che vogliono in qualche maniera avere questa visibilità a livello nazionale, perché vi ricordo che Mille Voci è una trasmissione che potranno vedere in tutta Italia, quindi maestro sei tornato in scala nazionale. In scala nazionale, hai visto? Poi ci sono tantissime televisioni regionali, private che mandano questo programma, però siamo su scala nazionale e proprio su questa scala noi abbiamo la possibilità di ospitare questi cantanti. Ora lui è quando uno dice emergente pensa di avere a che fare con un ragazzino. Lui non è proprio un ragazzino, però è una persona che in occasione di Mille Voci viene per proporre la sua musica e vi sto parlando di Piero Giulivo. Benvenuto. Grazie, Piero, vieni con me. Grazie. Allora, metto di qua?
lo stesso. Ok, io ti sto un po' a distanza, A distanza, perché sai, sì. qui bisogna stare attenti, Rispettare. rispettare le distanze. Sì. Allora, Piero è un musicista, un autore, un cantante. Ho letto che hai anche messo su una band Sì, per sì, suonare. per l'estate, sì. Quest'anno. Giriamo un po' l'Italia, cose. Purtroppo Infatti io vorrei fare un pensiero a tutti gli artisti, a tutti i musicisti, a tutto il mondo, a tutti gli artisti del mondo dello spettacolo Brava. che hanno avuto grandissime difficoltà e sono in questo momento in molti anche disoccupati e con tantissimi problemi, perché appunto c'è stata la difficoltà purtroppo di poterla fare questa musica nelle piazze. A parte questo tu scrivi anche. no, e appunto io specifichiamo Sì. praticamente questo brano che si intitola Luna e Mare, praticamente è stata scritta e musicata dal maestro Domenico Severino, Ah, ok, pensavo che fosse- purtroppo dovevamo fare un certo tipo di lavoro Insieme? discografico insieme, Sì. e purtroppo se n'è andata a un'età Ah, giovanissimo. Mi dispiace. Comunque abbiamo fatto il tempo Sì, avete a fatto il preparare il CD. Allora, che si lo intitola facciamo Alune- vedere. Alune o Mare. Eccola qua, ecco qui allora Luna e Omar, mi vedete, eccolo qui. Che questo brano è di Domenico Severino, Allora, musicato e arrangiato. Piero, Parole e musica. Piero Giulivo, quindi ci canta questo lo posso... no, perché capisci No, che... no. E poi volevo dire un'altra cosa, Certo. se permetti, che praticamente questo GD, a parte il titolo Alune o Mare, Sì. ci sono dei brani tutte napoletane, perché io nello spettacolo che faccio in giro presento praticamente la melodia napoletana. Napoletana, infatti sono tutti brani molto Sì, famosi, sì. cari al nostro Gianni Turco, quindi Che lo diciamo saluto. perché il nostro Gianni Turco, e quindi c'è Torna a Surriento, Io te vorria Vasà, Luna Rossa, non li dico tutti perché altrimenti poi mi richiama perché dice che non la so pronunciare bene, quindi mi Sono fermo. tutti pezzi riarrangiati. Però tutti pezzi riarrangiati della musica napoletana. Bene, oggi il nostro Piero Giulivo ci canta A Luna e Omar. Grazie. Amore, 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 non mi addormo senza te. Ti chiamo d'into scura perché tengo paura che tu vuoi sta sola senza me. E allora, 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 io non mi addormo e tu sai perché, sempre con te nessuno, io tengo una fortuna, come aria una mano dato a te. E a luna scende, mo d'into mare, sento sto cuore che può sospirare, muove che stelle, son che capille, sono innamorate dell'occhio tuoi belle, canto l'amore, tu sei la vita mia, canto silenzio come un'armonia, è un desiderio, una malattia, tu sei una breve, a vita mia. Per te spiega non c'è, stanno le parole, tu sei più bella in una giornata di sole. T'o dico con sta voce, sott'asta in una doce, comare che in silenzio ve ne va. Fammi capire, fammi fermisti bene, che dimmi quanto bene mi può bene, e stelle so parole
o mare una canzone, l'amore che accompagna perché usa e a luna scende modi in domare, sento sto cuore che può sospirare, muove che stelle, son che capille, sono innamorata dell'occhio tuoi belli, canta l'amore, tu sei la vita mia, canto silenzio come un'armonia, è un desiderio, una malattia, tu sei una breve a vita mia, canta sta voce, canta sto cuore, canta l'amore, che l'una è Grazie. Grazie. Ma Piero, ma complimenti, ma che bella, che romantica. Sì, è un pezzo fantastico che ha scritto proprio positivamente Domenico Severino, che lo ringrazio. Allora, un pensiero a lui per questa bellissima canzone. Turco, ti è piaciuta? Che tu col napoletano, io non mica le ho capite tutte le parole, tu sì. Beh, io ho già detto a Piero che il testo è buono, la melodia è buona, ma soprattutto canta bene. Ha un bel timbro di voce. Grazie. Che detto dal Grazie. turco, Detto che da lui lui, lesina, già. già è tanto. Bene, Grazie. grazie Piero, grazie della tua partecipazione. E io torno un attimino dal maestro perché... Allora, mi fai una cosetta napoletana di quelle proprio invece molto conosciute che sono Da anche dedicare a te? Per esempio, se proprio così. Così. Oso? Voglio vedere, se attacchi con malafemmina no, Beh, qui no, lo sapevo. Vabbè, un altro. Ah, no. no, Vabbè, dai, ma cioè- scusa, è dedicata a te. Va bene, però, va bene, vai. Femmina, tu sei una mala femmina, chi so che fatta chiagnere, lacrime infamità. Femmina, sei tu, peggio una vipera, ma tu sei cata all'anima E siamo solo alla prima puntata, e non posso più campare. Femmina, si dolce come un zucchero, però sta Dai, faccia d'angelo Guarda- ti serve per ingannare. Femmina, tu sei la più bella femmina, ti voglio bene e t'odio, non ti posso più scordare. Un applauso al nostro maestro Alessandro! Grazie. Sei Come troppo vedi- bravo, ti come perdono. Come vedi sembra una canzone denigrante quasi, No, in è realtà splendida, è è splendida l'apoteosi assolutamente. della Poi hai bellezza. fatto un grande omaggio al nostro Gianni Turco che questa canzone la adora. Non Bene, avevo dubbi. andiamo avanti col nostro programma e io chiamo qui vicino a me un ospite che ormai fa parte della famiglia di Mille Voci da tantissimi anni, Domenico Bartolomeo. Vieni Domenico. Oh, il nostro ben trovato. Grazie, ben trovata Mettiamoci anche un a te. pochino- Sono molto contenta di vederti. Anch'io, Voi dovete contigo. sapere, lui è un habitué della nostra trasmissione, è una persona alla quale noi vogliamo molto bene, lui canta benissimo. Grazie. Fa il cantante ormai da tantissimi anni, per Sì, diletto in realtà, per diletto, no? ma è praticamente una vita. È una intera. vita ormai. Sì. Lui ogni tanto fa qualche capatina in qualche trasmissioncina di Sì, queste... sì, spesso, diciamo. Vero, gli piace essere presente in televisione e Certo. quindi partecipa con piacere alla nostra Mille Voci. Con piacere. Molto Cosa piacere. ci canti in questa occasione? Allora, oggi presentiamo una canzone di
una dei tanti successi di Lucio Battisti, cantante che a me piace particolarmente. Assolutamente. La canzone è Amore caro e amore bello. Bene, allora il nostro Domenico Bartolomeo in un brano di Battisti, Amore caro, amore bello. Grazie. Sincera come l'acqua di un fiume di sera, trasparente pur sembri nera, amore caro, amore bello, non ti voglio più. Ho visto cattedrali di luci nel cuore, troppo sole può fare morire, amore caro, amore bello, non ti voglio più. Un uomo, ma chi è? Non dire che assomiglia a me. Le mani non le ha, oppure sì, e poi cos'ha? Io muoio, io se lascio te son solo, ma insieme a te io vedo che un fantasma c'è. Ma cosa accade? Tu non parli e non piangi stasera, come un bimbo mi guardi severa. Io soffro tanto, tanto ma tanto, non ci credi, eppure forse hai ragione, che strano. Improvviso mi sento arlecchino, rido e ballo e ti prendo per mano, amore caro, amore bello, amore mio. Na 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 na. Na 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 na. Amore caro, amore bello, amore mio. Na 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 na. Grazie, grazie. Grazie a te per questa Grazie a bellissima canzone, per questo omaggio. Noi avremo modo di vederci anche in altre occasioni durante il corso di questa edizione di Mille Voci. Grazie. A voi. Prego, accomodati e noi continuiamo con questa puntata che, come vedete, è una puntata molto ricca, e ho il piacere di avere qui le ospiti femminili di questa puntata, perché a un certo punto ci siamo rese conto che eravamo noi, insomma, no? Ma meglio poche ma buone, si dice sempre, e loro sono delle grandi amiche di Mille Voci. Sono in versione un po' ridotta in questa occasione. Eccole là, guardale, si stanno preparando i Milk and Coffee. Ciao, ciao. Il Covid ci ha stretto. Purtroppo anche questa, anzi grazie a voi per essere qui, perché loro sono un esempio di persone che hanno veramente fatto di tutto per essere presenti, ma a volte non si possono superare certe difficoltà, e quindi abbiamo questa versione ridotta dei Milk and Coffee, ma siamo contentissimi di avervi qui. Soprattutto abbiamo Morena, abbiamo Monica. Morena, Daphne, siamo tutti. Ci allarghiamo. Ci siamo. Detto questo, sì, ci allarghiamo, teniamoci allargati. Voi vi ristringete, siamo abituati diversamente. Allora,
La nostra Morena è stata anche conduttrice di questa trasmissione, presente a Mille Voci, una grandissima amica, e ci avete presentato in queste edizioni tantissimi dei vostri successi. Sì, pensa che adesso ne facciamo uno che è nuovo. Infatti, questa era l'idea. Abbiamo questa... Scaramantico, scaramantico. No, io spero che... Siamo pure chiacchierone, siamo femmine noi, fate. se non ci fermano. Sì, più distanti ancora, tenetevi. Ok, così. Okay. Va bene, ok, ci siamo. Un elastichetto servirebbe. Così? Allora, parlavo di questo brano che si chiama All Together Siamo Liberi. Questo è stato scritto a giugno, quando ci avevano liberato. Quindi noi abbiamo fatto questo inno dove finalmente siamo liberi. Ora non vorremmo che ci ristringono, purtroppo a noi ci hanno ristretto in questo momento. La nostra ragazza sta a Cuba, non è riuscita a tornare, e viceversa l'altro. Quindi, però siamo qui per voi. E quindi abbiamo questo brano che è un Tana libera tutti. Sì, brava. Quindi Tana libera tutti con All Together e i Milk and Coffee. Siamo liberi di ricominciare a vivere, condividere quello che si è perso. Siamo liberi di sfiorarci con le mani e sorridere. Non si può non pensare a voi. Voi siete stati tutti grandi eroi contro un nemico che non c'è, invisibile per noi. All together we will overcome this time. All together we will fight for our lives. All together we will reach beyond the dark. All together a new day, a new start. Siamo liberi di riprenderci la vita e di vivere gridando al vento. Siamo liberi, ma il mondo è già cambiato, senza vincoli. Non si può non pensare a voi. Voi siete stati tutti grandi eroi tra bianche nuvole nel blu, voi angeli lassù. All together siamo un corpo e un'anima. All together una forza unica. All together we will reach beyond the dark. All together a new day, a new start. Fuori dall'oscurità, all together.
together. Grazie per voi. questo momento così emozionante. Grazie. Un saluto agli altri Milk che abbiamo visto sul video, quindi grazie. Ci vediamo nel corso di questa edizione, perché avremo modo di incontrare ancora Morena e Monica. E devo dire che vorrei cogliere proprio l'occasione per fare un saluto, visto che la loro canzone ha parlato proprio di questi eroi. Vorrei fare un saluto proprio a tutte le persone, a tutti gli operatori sanitari che hanno lavorato e stanno lavorando in una condizione veramente difficile. Io lavoro, devi sapere che non è che faccio sempre la cantante, anzi quasi mai. In realtà io lavoro in una clinica, in un RSA, e vi dico questo, che a volte si sottovaluta. Io credo che le persone che lavorano in ambito sanitario, è vero che sono degli eroi, non lo so, loro non ci si sentono, perché in realtà fanno un lavoro, vanno a lavorare, ci si incontra negli spogliatoi, ci si veste, si affronta la giornata. La cosa difficile, credetemi, è che ci si lamenta tutti di questo discorso di portare le mascherine perché danno fastidio e non si respira. Beh, credetemi, loro vivono la loro quotidianità in una maniera difficilissima, perché non solo si tratta di portare una mascherina chirurgica, che vi assicuro è anche facile da portare, ma quando ti devi stare per tante ore con quelle mascherine, con le FFP2, FP3 che ti segano il viso, ti fanno venire i segni in faccia, poi ti devi bardare e passare così tutta quanta la giornata è un'enorme fatica, perché finiscono le ore di lavoro e ognuno di noi poi continua la sua giornata, la sua quotidianità, torna dalla propria famiglia e magari ha un sacco di altri problemi da affrontare, eppure ci arrivi già stanco, credimi Alessandro. Quindi credo che sia questo il motivo per il quale io mando a loro un grande abbraccio, a tutti quelli che fanno questa enorme fatica di lavorare negli ospedali e in ambito sanitario tutto il giorno, quindi credo che sia un ringraziamento veramente per l'impegno, per il lavoro che fanno, soprattutto in un momento nel quale è così difficile stare vicino ai propri cari nel momento del bisogno. Detto questo, continuiamo invece con la musica e io mi avvicino e vado a prendere, anzi chiedo a lui di venire qui vicino a me, il nostro ospite, che è il nostro Giulio Sant. Ben trovato, mettiamoci qui, vieni, ti lascio questo microfono così possiamo, a distanza, però possiamo parlare un po'. Allora io ho preso tutta una serie di appunti su voi artisti e qui non se ne esce. Quello che ho capito però è che tu hai una produzione enorme di brani che spaziano per vari generi musicali, no? Quindi... Sì, diciamo che ho iniziato abbastanza giovane a scrivere perché era la cosa che mi catturava di più. Come tutti si inizia a fare le serate per cui brani popolari di icone come Il Giardino dei Semplici. Quindi si inizia con le cover e poi però poi nasce un'esigenza di comunicare magari qualcosa di personale. Di proprio. E si cerca di farlo in modo diverso perché è stato detto e scritto un po' di tutto, quindi è sempre più difficile. E noi abbiamo il piacere di ascoltare una tua creazione, insomma, un tuo brano. Hai scritto sia la musica che il testo, ho curato anche gli arrangiamenti insieme al maestro Mario Natale. Quindi è un tuo figlioccio, insomma, proprio te lo sei curato questo brano a 360 gradi. Bene, quindi noi abbiamo il piacere di avere qui il nostro Giulio Sant che ci canta L'amore ti sorprende. Sarà del mio fare, del mio comunicare tiepido. Strade d'autunno, velo di sole,
Chiacchierici d'alberi, aria rossa agli occhi miei, lenti passi, e il freddo della sera, le mani e il cuore gela. Allungherò il mio sguardo a un orizzonte limpido, volo libero, vertigine, la sensazione al pensiero che l'amore ti sorprende. L'amore ti difende, l'amore ti comprende, l'amore ti comprende, l'amore ti disattende. C'è qualcosa che hai di me che porti via nel tuo pensare, per capire il tuo futuro hai un passato da guardare. Il freddo della sera, le mani e il cuore gela. Allungherò il mio sguardo a un orizzonte limpido, volo libero, vertigine, la sensazione al pensiero che l'amore ti sorprende. L'amore si difende, l'amore ti riaccende, l'amore ti riaccende, l'amore si riprende, l'amore si contende, l'amore ti sorprende. Grazie Giulio, l'amore ti sorprende, ti difende, bella, bella, veramente bella, complimenti. Bravo. Vero? Ti è piaciuta? Molto. Vedi che anche questa sonorità, Sonorizzazione. io mi sono Una cosa impappinata. Però carino perché ti coinvolge anche, io stavo là che insomma, vabbè. Andiamo avanti col nostro programma e io sono circondata da napoletani, basta. Cioè, basta, no? Perché non si può andare avanti così. Perché poi mi fanno scuola, no? Il Turco si riempie di napoletani che cantano napoletano a 1000 voci, diciamolo. Però è anche molto selettivo, perché deve essere il napoletano cantato in un certo modo, pronunciato in un certo modo, deve essere il napoletano quello elegante, no? Questo. E noi abbiamo infatti dei cantanti proprio così. Abbiamo un cantante napoletano di un'eleganza spettacolare che è il nostro Mario Maglione. Allora Mario si accomoda qui mentre Lorenzo, giusto? Lorenzo, Alessandro, mi dispiace, devi lasciare il posto a Lorenzo che accompagna al maestro. Posso dire, Alessandro, ma non ci siamo mai beccati noi a Maurizio Costanzo insieme, mai. No, credo di no. Io dal 90 al 95 però ne ho fatti un centinaio di puntate. Hai fatto tantissime puntate. Però mi capitava sempre con Bragardi. Può darsi, ma eravamo giovani. Ti sei perso capello in più, pochi, ma qualche capello in più. Quindi il nostro Mario Maglione è un cantante che ha fatto tantissima televisione. Passato, sì. Beh, anche adesso, eccoti qui, quindi anche adesso fai la televisione, giusto? Certo.
Allora, come stai Mario? Tu sei Molto un abitué. bene, insomma, abbastanza bene, un po' preoccupati, ma insomma, dopo tutto abbastanza bene. Okay. Quando vado un po' in depressione, io abito a Mergellina, me ne vado un po' fuori al mare e mi riprendo tranquillamente. Credo che quei panorami, anche in questo la natura aiuta. L'aria del mare. L'aria del mare, bene. Che cosa ci canti oggi? Questo titolo dillo tu, perché se io lo dico poi bisogna mozzare le finali, questa la so. Quando si dicono le cose in napoletano un po' bisogna tagliare il finale. Sai, a volte spesso ti dicono no, è sbagliato, anche le finali bisogna tenerle, poi se le tieni cantando per esempio è brutto. Ah, È ecco, brutto vedi. se ci metti il finale. Dipende, bisogna stare attenti nel cantare, per parlare, non ti preoccupare. Io dico sempre che i non napoletani, quando si parlano in napoletano oppure cantano, principalmente cantano col cuore. E vedi la grande Mia Martini, che è stata straordinaria. Grazie perché è proprio così Allora, hai salvato tutti i non napoletani che cantano napoletano. Quest'anno, almeno per un paio di puntate, faccio qualcosa di diverso, tra virgolette, sempre napoletano. Io ho sempre cantato e continuo sempre a cantare il classico, la tradizione, continuo a portare avanti il nome del grande Roberto Murolo, ma amo determinati artisti napoletani. Uno di questi è Edoardo De Crescenzo. Claudio Mattone, un grande amico, molti anni fa, negli anni '80, ha scritto un disco, un LP bellissimo per Edoardo De Crescenzo, e uno di questi pezzi io lo canto stasera, chiaramente lo canto a modo mio, e si chiama Ma quanto tempo ci vo'? Ma quanto tempo ci vo'? Pochissimo. Ecco. Mario Maglione! Se va arrivando a lui, ma quanto tempo ci vuole? Noi non vogliamo a nessuno, ma quanto tempo ci vuole? Ci stanno sempre sti nuvole e non ci fanno partire. A chi ci manna sti nuvole, chi non si riesce a capire. A te passare sta paura, ma quanto tempo ci vuole? Stanno crescendo creature, ma quanto tempo ci vuole? Ci stanno sempre sti nuvole e non ci fanno partire. A chi ci manna sti nuvole, chi non si riesce a capire. Tante mani che a fatica, tante parole non fanno mangiare, fanno soltanto rumore, ci fanno imbriagare. Tante mani stringiamo pro e fresca l'aria in te viga scura, ma quando ci va ancora va a parare chi stiamo, ma quanto tempo ci vuole? Ma fare il grano maduro, ma quanto tempo ci vuole? Ci stanno sempre sti nuvole e non si muovono a capo. A chi ci manna sti nuvole, qualche volta l'ha già incontrato. A quanto tempo ci vuole? Ma ci sarà che sti recchi,
ma quanto tempo ci vuole? Se ci abbastasse la musica non mi stancasse cantare, ma non ci basta la musica, qualcuno sa lasciare. Qualcuno sa lasciare. Grazie Mario per aver creato questa bellissima atmosfera, grazie anche al nostro maestro Lorenzo. Grazie. Allora, Alessandro. C'avevo tempo. Ora accorciamo Stringiamo i tempi. E noi nel corso di questa edizione di Mille Voci abbiamo pensato di fare degli omaggi anche ad alcuni artisti, alcuni cantanti che non ci sono più. E quando è scomparso Fred Bongusto, ci siamo sentiti con Gianni, dice già, però la prossima edizione di Mille Voci facciamolo un omaggio a Fred Bongusto, ma chi possiamo chiedere di cantare questo omaggio? E lo abbiamo chiesto a un nostro carissimo amico che è Giorgio Comandè. Vieni Giorgio. Allora, il nostro Giorgio è stato già ospite all'edizione 2019 di Mille Voci, è un mio carissimo amico, noi facciamo teatro insieme, lui ha questa voce calda del night, no? Quindi noi siamo rimasti conquistati da questo tuo modo di cantare, e anche Giorgio è qui dopo aver passato tutta una serie di problemi di salute che non stiamo neanche a nominare, quindi siamo ancora più contenti di averti qui, quindi grazie a te. Grazie a Dio che insomma siamo riusciti a arrivare a questa impresa. Un omaggio a Fred Bongusto. Un grandissimo omaggio, anche perché è stato il nostro grande maestro, quindi gli dobbiamo veramente tanto. E se al night, quando cantavo io, non sapevi almeno la metà delle sue canzoni, non eri nessuno, non lavoravi. Quindi oggi la canzone, l'omaggio a Fred Bongusto è con Giorgio Comandè e con 3 settimane da raccontare. Grazie. Grazie Giorgio per questo momento così romantico. La cosa più triste, accomodati, è che ci verrebbe voglia di abbracciarci, di ballare, di stringerci sentendo questa musica, e invece non si può fare. Alessandro, questa è una cosa anche che manca tanto, questi abbracci, questo stringersi. Mi piaceva sentire questa musica. C'era quell'altra di Fred Bongusto. No, anche perché stretti nell'estasi d'amor, la spagnola s'amar così, bocca a bocca la notte e il dì, stretti nell'estasi d'amor, la spagnola s'amar così, bocca a bocca la notte e il dì. Bravo maestro, adesso la spagnola l'avrebbero arrestata. Altro che stretti, larghi. Il giardino dei semplici, quindi accomodatevi alle vostre postazioni e abbiamo il piacere di riascoltare il giardino dei semplici in Dannata idea. Dentro i sogni miei io non vincerò senza te, questa lotta che vive dentro me e fregarsene
delle favole, sopravvivere alle regole. Tu non cadi mai, devo arrendermi. Dannata idea, bella come sei, mi allontanerai dalle tue bugie. Dannata idea, io ti aspetto ancora con lo smalto blu, bella come allora. Se la voglia che non mi passa mai, ma che guerra vuoi se poi non ci sei? Fuori e dentro me cambierà, ricomincerò solo se vorrai, e scappare via senza prendere la vigliaccheria che mi logora una vita in più, solamente tu. Dannata idea, bella come sei, mi allontanerai dalle tue bugie. Dannata idea, io ti aspetto ancora con lo smalto blu, bella come allora, e fregarsene delle favole, sopravvivere alle regole. Dannata idea, bella come sei, mi allontanerai dalle tue bugie. Dannata idea, io ti aspetto ancora con lo smalto blu, bella come allora. Una notte in più, cosa non darei per averti qui dentro i sogni miei. Il giardino dei semplici, grazie. Il video bellissimo anche. Dove eravate che avete girato questo video? Era in Basilicata ad Tursi, ad Anglona. Bello, veramente, eravate tutti bellissimi ed era bellissima anche l'idea del video, quindi complimenti. Immagino che si possa andare a cercare, no? Su YouTube, sulle piattaforme, sul vostro canale, quindi cercatelo. Se non avete avuto modo di vederlo per intero durante la trasmissione, andatelo a vedere perché è molto bello. Grazie, grazie al Giardino dei Semplici, prego. Alessandro, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Siamo arrivati alla fine, ma chi manca? Chi è che deve ancora cantare? Dai, dillo, secondo te a chi tocca? A te. Oh, vedi che te l'ho servita Quale un piatto miglior... Oh, vedi, allora tocca a me. Quale miglior finale? Finale, bravissimo. Allora, con cosa finiamo questa puntata? A proposito di videoclip, finiamo questa puntata con un brano di cui ho girato anche il videoclip. Non ti dico, è stata un'emozione. Questo videoclip dobbiamo ringraziare Gianni Turco che ne ha fatto la direzione e la produzione, poi Francesco De Luca, Gianluca Sbano che hanno fatto le riprese e il montaggio, poi abbiamo girato dentro gli studi della Caramella Blues, quindi ringraziamo Angelo Petruccetti e poi ringraziamo gli attori e anche l'Hotel Lido Garda dove abbiamo girato alcune scene, e poi ringraziamo gli attori che sono stati Roberta Lapadula, Marco Scialò, Armando Giacomozzi e io e i Lucky Shot che mi hanno accompagnato. Io ho cantato questa canzone diventando un po' rocchettara e il Turco mi prende sempre in giro perché dice che sono passata dal cantare Un amore così grande, che è vero, che era uno dei miei cavalli di battaglia, a avere questa vena un po' rocchettara grazie a Roberta Faccani e a Giordano Tittarelli che hanno scritto questa canzone. Quindi dopo tutta questa spiegazione premessa, adesso preludio, ti sorbisci questo mio inedito. Sarà un piacere perché devo dire la verità, sei veramente brava. Grazie, ed è un piacere ascoltarti e soprattutto vedere come interpreti. E quindi adesso io interpreto, mi arriva, bravissimi, vado a prendermi il microfono, Turco, con calma, Vado, grazie gioia mia. E quindi io vi canto
Ma se mi dici. Sola in una stanza, pesa la distanza e della tua incoerenza non ne posso più. E tu m'hai fatto male, m'hai spaccato il cuore e alle tue parole ci credi solo tu. Ma se mi dici quanto mi piaci, sento sciogliermi e la testa vola via. Ma se mi dici quanto mi piaci, so che mi ritufferei nel tuo mare di dolcissima follia. E tu non sai che farne delle mie domande, ma costa quel che costa la tua libertà. E vorrei gridare che non sei d'amore, e invece il tuo sapore no, non va più via. Ma se mi dici quanto mi piaci, sento solo voglia di sentirmi tua. Ma se mi dici quanto mi piaci, so che stupida sarei, 1000 volte morirei per averti una notte ancora. Ma se mi dici quanto mi piaci, so che ti perdonerei, anche se non cambierai. Il mio sentimento non si arrende Grazie. Quindi grazie a tutti gli artisti che sono stati qui con noi oggi, grazie a tutti i tecnici, all'audio, alle luci, a tutti i ragazzi che sono qui in studio, grazie al nostro Gianni Turco per questa edizione di Mille Voci, per essere stato con noi, per dirigerci sempre magistralmente, grazie al nostro maestro Alessandro. Ci vediamo alla prossima puntata. Sigla! Suonano
prossima, grazie!